cosa. Intanto ho acceso il fruttetto così si scalda, eccolo qua. Bene, adesso allora lo scarichiamo dentro qua e successivamente la coclea lo porta dentro l'essiccatoio. Allora sta alzando il carro leggermente, adesso apriamo qua. Ok, prima accendiamo l'essiccatoio. Lo stiamo per scaricare. Stiamo andando a accendere il fuoco. Ok ragazzi, l'essiccatoio è pieno, non so se riuscite a vederlo, adesso faccio una ripresa anche da qua, guardate, è proprio pieno. Durante tutto il ciclo in cui viene essiccato il mais viene anche pulito e tutte le parti restanti entrano in questo carro qua attraverso quell'uscita lì. Bene, allora adesso per essiccare tutto il mais ci mette circa 4-5 ore, quindi questo pomeriggio torneremo qui, porteremo tutto il mais essiccato all'interno del capannone, uscirà precisamente da quell'uscita lì. Questo è il carro che utilizzeremo per il trasporto. Adesso è pomeriggio, sono le 4:15 e l'essiccatoio è arrivato a 27 gradi, quindi possiamo scaricare. Vedete, là abbiamo preparato tutto, è arrivato alla temperatura di 61 gradi all'incirca verso le 1-1:30 e dopo ha iniziato a raffreddarsi fino appunto a 27 gradi. Adesso vuotiamo.
piccolo perché dopo dobbiamo svuotarlo all'interno del capannone, quello più grande non riusciamo a svuotarlo, dovremmo fare 2 giri. Ok, allora, primo carretto lo stiamo portando giù nel capannone. Adesso lo scarichiamo tutto qui dove abbiamo preparato il posto. Il primo carro scaricato. Adesso andiamo a prendere il secondo. Allora, per non perdere tempo, una volta che abbiamo svuotato l'essiccatoio con il mais essiccato, lo riempiamo direttamente con questo. Questo è il mais ancora da essiccare, mentre quello che c'è nella carretta arancione è già tutto essiccato. Guardate, sembra neve, non so il termine specifico, se qualcuno di voi lo sa me lo scriva nei commenti. Sembra neve rosa. Abbiamo svuotato anche il secondo carro e abbiamo riempito l'essiccatoio, tanto sta già andando, faccio vedere. A breve inizierà anche a salire la temperatura, vedo già 25 adesso. Ecco, allora in pratica vi spiego perché ci mette così tanto, 4 ore e mezza ci ha messo circa, perché appunto nella prima fase scalda il mais, come vi dicevo, fino a 61 gradi, continuando a muoverlo all'interno in modo che si scaldi tutto, e questa fase dura circa 2 ore e mezza, mentre nella seconda fase invece lo raffredda fino a 27 gradi. Bene, allora adesso portiamo giù questo carretto qua, che è il secondo.
Questo è il campo successivo che verremo a trebbiare. Bene ragazzi, allora per adesso abbiamo raccolto, essiccato e scaricato i primi 2 carri. Molto probabilmente questo spazio qui sarà interamente coperto da montagne di mais. Quando caricherò questo video comunque penso che avremo già finito la trebbiatura e quindi potrò farvi vedere il risultato completo. Bene dai, allora anche per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.